Bene, eccoci qua. Ospite oggi è Mattia Carlin, console onorario di Colombia a Venezia per il Veneto, console onorario da quasi un anno, e insomma il lavoro sta cominciando a produrre degli effetti concreti, tant'è che il 15 febbraio alle ore 11 del mattino si terrà a Vicenza, in Camera di Commercio, un importante appuntamento di carattere economico sulle possibilità di sviluppo di relazioni commerciali appunto fra l'Italia e la Colombia, paese sudamericano in forte crescita, soprattutto dopo la realizzazione del progetto di pacificazione che c'è stato nei mesi scorsi. Si aprono nuove opportunità, in particolare per quanto riguarda i settori dell'agroalimentare, del tessile, della moda, delle energie rinnovabili e dell'edilizia. A proposito di energie rinnovabili, ricordo anche che il nostro ospite è proprio responsabile di energia e innovazione nell'ambito della Federazione Nazionale dei Consoli. Bene, detto tutto questo, ci sono state altre novità da quando ci siamo visti ormai qualche mese fa? Sì, novità. Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie dell'invito dottor Stelluto. Novità ce ne sono sempre e se non ci sono le cerchiamo. Meno male, cerchiamo. Le inventiamo. Le cerchiamo. Ecco, novità sostanzialmente sono queste. C'è stato in questi giorni un incontro tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan e il suo omologo in Colombia, dove hanno fatto una convenzione su alcuni temi fiscali, quindi dando un quadro giuridico più completo e pragmatico, diciamo, alle imprese sia colombiane che vogliono venire in Italia sia quelle italiane che vogliono andare in Colombia, e questo è un dato di fatto. C'è una vasta rassegna stampa per chi avesse voglia di andarsela a guardare sui temi economici, e quindi invito tutti ad andarsi a vedere questo accordo nel dettaglio, perché adesso raccontarlo qui in pochi minuti sarebbe un po' difficile, però sostanzialmente è comunque migliorare le relazioni e dare un quadro economico, giuridico più stabile per facilitare i rapporti commerciali ed economici tra i due paesi. Ecco, teniamo sempre presente che per la gran parte di noi, insomma, la Colombia è un paese sudamericano, non è che ne sappiamo poi più di tanto. E adesso focalizzerei invece l'attenzione sull'aspetto economico, proprio per questo. Perché sempre per sommi capi, però se noi pensiamo alla Colombia, pensiamo alla capitale del traffico di droga, Medellin, insomma, è un nome evocativo, anni di guerra civile, abbiamo ricordato prima comunque che il processo di pacificazione si è concluso con la consegna delle armi da parte delle FARC, se vado ben ricordando, quindi insomma il paese è un paese pacificato, ma tutto questo per dire ad un imprenditore: perché andare ad investire o comunque a stringere relazioni commerciali con la Colombia? Allora, bisogna invogliarli. Cosa? Bisogna invogliarli a partecipare il 15 febbraio. Sì, non c'è dubbio su questo. Ma non solo invogliarli, bisogna raccontargli quello che è accaduto con molta franchezza e con molta correttezza. Allora, lei diceva che è un paese che ha avuto qualche vicissitudine. Sì, ci sono state, diciamo, delle impennate sociali, chiamiamole così. Ecco, oggi la Colombia è un paese pacificato, le FARC hanno deposto le armi, si sono date uno statuto come partito politico, tanto che parteciperanno alle elezioni, e quindi c'è una stabilità politica, economica. Certo, problemi ce ne sono ancora come tutti gli stati, però è un paese che in questo momento ha voglia di cambiare e ha delle grandi opportunità, prima di tutto perché è un paese che si affaccia su due oceani, l'Atlantico, il Pacifico, ha tutte le stagioni all'interno della sua geografia, quindi abbiamo i Caraibi, Bogotà che hanno una certa altitudine. Lei diceva, cambiando un attimo il tema, che Medellin
era nota come centro del narcotraffico, era nota come il centro del narcotraffico università del Sud America. Sì, però oggi, non lo dico io, lo dice uno dei più importanti giornali americani e anche inglesi, oggi Medellin, dopo 20 anni, è la città tra le città più innovative e più sicure del mondo, dopo 20 anni. E quindi questo è un dato concreto, pratico e esemplificativo che dice che c'è stato un cambiamento importante. Poi gli stereotipi, i pregiudizi ci sono sempre. Ci sono sempre e sta a noi cercare con una buona comunicazione, con dei fatti concreti, con un ambasciatore che ringrazio per tutto quello che fa, che si chiama Juan Mesa Zuleta, che è un uomo politico veramente bravo, dinamico, molto attento all'evoluzione del business, al rapporto con le istituzioni italiane, e quindi credo che ci siano tutti i presupposti per favorire una crescita di questo paese, anche perché crescita c'è. Io lo dicevo perché io personalmente sono lo stereotipo del provincialismo italiano, per cui poi quando leggo e guardo la mappa del mondo mi accorgo che le cose sono ben diverse da come io magari me le immagino. Certo. E appunto la Colombia è uno di quei paesi per i quali magari ci sono dei pregiudizi che oggi non hanno più senso di essere. E per arrivare sempre al 15 febbraio, che succede? Che succede? Succede che il 15 febbraio presso la Camera di Commercio di Vicenza, ringrazio il Presidente Mariani, che è l'attuale Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, e anche il Presidente di un'azienda all'interno che si chiama Made in Vicenza, e tutti i suoi collaboratori danno la possibilità a noi e noi diamo la possibilità a loro di attuare questo forum. Un forum in cui presenterete le opportunità economiche della Colombia. Ci sarà il Presidente Pozza, da poco, che è il Presidente di Union Camere del Veneto, che stimo tantissimo per la passione e anche la vicinanza personale. Non faccia troppo il console, ecco, con le formalità ufficiali. Sì. Benissimo. Ringraziamo anche il Presidente di Union Camere, ma se non spieghiamo agli imprenditori che cosa troveranno il 15? Allora, il 15 troveranno un ambasciatore della Colombia, il ministro addetto ai temi commerciali dell'ambasciata, i quali spiegheranno le motivazioni concrete dell'opportunità di fare business in Colombia. Ecco, voglio dire, è un forum per spiegare come investire in Colombia o sarà anche un forum in cui potrebbero esserci delle opportunità di investimento da parte della Colombia in Italia? Credo che sia un forum a carattere di investimento verso la Colombia, ma non solo investimento. Io credo che ci sia anche la possibilità di parlare anche di commercio. Ok, quindi di partnership. Di franchising, cioè aziende che in Italia possono trovare lì in Colombia un'altra azienda, fare un franchising e cominciare un'attività. Ecco, tra i settori che lei mi ha indicato prima e che ho citato, sì, alcuni sono abbastanza facili da capire. L'agroalimentare, l'Italia è un'eccellenza mondiale, tessile e moda non ne parliamo. Beh, visto che siamo a Vicenza, a me verrebbe da dire alle aziende che sono delle eccellenze a Vicenza e che portano il loro valore, il loro brand, a me piace parlare in italiano, il loro marchio in giro per il mondo, di venire, perché... Ecco, le chiedo scusa, prendiamo in sigla e non arrivo. La domanda che volevo chiederle è, siccome lei mi ha citato l'edilizia, che è un settore che è in crisi nel nostro paese, quindi può essere sicuramente interessato. È importantissimo perché in Colombia mancano molte infrastrutture, il turismo sta crescendo esponenzialmente, scusate, e quindi abbiamo bisogno
di gente che porti il proprio know-how e le proprie aziende a investire con dei sgravi fiscali che lo Stato metterà a disposizione, e c'è da costruire, ci sono da costruire case, alberghi, ponti, ferrovie. Ecco, credo che questa sia la notizia importante su cui concludere, perché abbiamo esaurito il nostro tempo, ringraziando Mattia Carlin, che è il console onorario di Colombia a Venezia, e ricordando questo appuntamento che mi pare particolarmente significativo per i settori dell'export italiano, ma in particolare per il settore edile, visto le difficoltà che ci sono nel nostro paese. Forum che si terrà il 15 febbraio alla Camera di Commercio di Vicenza sulle opportunità di partnership e di rapporti economici con la Colombia, paese sudamericano di cui abbiamo sentito, insomma, grazie ancora, la situazione positiva che sta vivendo. Grazie a voi, alla prossima.